Noi vogliamo dimostrare che si può fare impresa in modo etico e sostenibile a 360 gradi. La nostra realtà nasce nel 2013 come collettivo per diventare un'azienda strutturata nel 2018. Fin da subito è stato chiaro il core business e quindi la nostra mission primaria legata alla sostenibilità ambientale e al riciclo di materiali. Abbiamo capito che volevamo innovare quello che è l'artigianato sardo, portando la nostra impronta personale. Io nasco come designer e quindi lo studio del design degli accessori sostenibili ha preso gran parte del nostro tempo all'inizio, ma continuo a prenderne perché non bisogna mai fermarsi nella progettazione. Quindi abbiamo capito che mescolare dei tessuti poveri, quindi dei materiali di riciclo come le cinture di sicurezza di automobili, i cartelloni pubblicitari recuperati dai cinema, dai comuni, insieme a tessuti più preziosi come il velluto del costume, poteva essere un'idea vincente. Il valore aggiunto dal mio punto di vista della cooperativa sociale è il fatto che si metta al centro la persona e la comunità e non i profitti. Noi questo lo facciamo attraverso le attività didattiche, i vari progetti che ci vedono coinvolte sul territorio, dove oltre appunto ai nostri principi dell'ecosostenibilità ambientale e del trasferimento dei nostri saperi, prevediamo progetti sempre molto inclusivi che coinvolgono diverse persone di qualsiasi fascia di età.